Sapete qual è il cereale che maggiormente in questo periodo viene seminato? Nella nostra zona è il frumento, che attualmente viene seminato con moderne attrezzature, con trattori che addirittura sono orientati e guidate da delle applicazioni in forma digitale. Però prima di arrivare a questo, quanti passi, quante evoluzioni ci sono state in ambito agricolo. Pensate che le prime semine avvenivano a mano, cioè addirittura il contadino camminando nel campo con un sacco appeso al lato delle sue spalle e con un movimento del braccio destro a ventaglio seminava e spargeva le sementi nel campo, per cui insomma la definizione era di semina a spaglio. Poi attorno agli anni 35 sono arrivate le prime seminatrici meccaniche, dapprima trainate o da una coppia di bovini o da un cavallo, per poi essere sostituite nel corso degli anni dai trattori, che nel corso degli anni, come tutti abbiamo visto, hanno subito tantissime evoluzioni, sono cambiate, sono arrivate alle moderne attrezzature che vediamo oggi lavorare nelle nostre campagne. Pensate quanta storia, quanti passi sono stati fatti nell'ambito delle lavorazioni agricole. Tutti i cambiamenti che sono motivi di ciacole da parte mia e da parte di coloro che vorranno continuare a seguirmi in questa rubrica. Per il momento io vi saluto e mi dedico oggi al mio sforezzo.